Se l'effetto delle misure messe in campo per dare liquidità alle aziende venete si sta esaurendo, il rischio che molte di queste diventino insolventi e preda degli usurai è molto elevato. Sono 12.234 le imprese del Veneto in sofferenza, società non finanziarie e famiglie produttrici che, essendo state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla centrale rischi della Banca d'Italia, non possono accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Una condizione che, secondo la CGA di Mestre, ne mette in pericolo l'esistenza o, peggio ancora, le espone al rischio usura. In via preventiva bisogna potenziare il fondo di solidarietà, dopodiché dobbiamo aiutare le banche a tornare a fare il loro mestiere, ovvero a sostenere in particolar modo chi nel nostro territorio fa impresa. Al 31 marzo Padova è la provincia veneta col maggior numero di aziende in sofferenza, 2.500, seguita da vicino da Vicenza, Treviso e Verona. A Venezia invece le imprese in sofferenza sono proporzionalmente meno, 1.822, mentre le province meno interessate dal fenomeno in regione sono quelle meno popolate, come Rovigo con 746 aziende segnalate alla centrale rischi e 360 a Belluno.